Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, in questo breve video vediamo 5 partite con l'apertura spagnola che sono durate pochissimo, perché uno dei due giocatori ha fatto una piccola imprecisione e l'altro ne ha approfittato per chiudere la partita. In questa prima partita gioca col bianco Capablanca e col nero Meyer, è una partita degli inizi del Novecento dove la teoria degli scacchi non era così sviluppata e quindi ci sta che c'è stata qualche piccola cavolata. Allora vado velocissimo perché le prime mosse le conosciamo tutti: e 4, 5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, A6, alfiere A4, cavallo F6. Questa è una variante che si gioca, D4, cavallo per E4, la mossa migliore, D5 e qui se non si conosce benissimo la teoria si può pensare appunto di dire cavoli adesso questo cavallo lo devo spostare da qui. Però la mossa che permette di mantenere la situazione in parità è cavallo C5. In caso di cattura di questo cavallo si cattura l'alfiere. Il nero, non conoscendo questa continuazione, gioca cavallo in E7 e ciò porterà presto alla disfatta. Cavallo per E5, quindi cattura un pedone importante centrale, B5 scacciando l'alfiere, ma allo stesso tempo lo mette su questa traiettoria bellissima in cui c'è un attacco velato a raggi X di alfiere e cavallo su F7. Alfiere B7 e ora c'è questo attacco, diciamo, di scoperta. Cavallo per D6 che protegge questo punto. Sacrificio di donna su D6 allontanando il difensore, a questo punto non è più difeso. Chiaramente ora se pedone per c'è il matto. Qui c'era questa difesa che il nero non ha visto, che forse non era facile da vedere, che era cavallo D5. Cavallo D5 si interpone e crea un'interferenza su questo attacco, su questo punto su F7 e allo stesso tempo crea un attacco di scoperta dell'alfiere sulla donna. E qui la donna non ha molte vie d'uscita perché tutta questa diagonale è controllata dall'alfiere. Non può muoversi lateralmente perché ci sono tutti i pedoni del nero, non può catturare il cavallo perché è tenuto dall'alfiere, l'unica è andare a sacrificarsi sul D7 e la partita poi può continuare in questo modo. Andiamo a vedere quest'altra partita, sempre appunto con la Ruy Lopez, giocata sempre agli inizi del 1900. E 4 e 5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, A6, alfiere A4, cavallo F6, arrocco, questa è un'altra linea, cavallo per E4, D4, B5 scacciando l'alfiere, D5, cavallo E7, torre E1 minacciando il cavallo, cavallo C5. Qui il cavallo diciamo ha lasciato questa posizione, ora chiaramente c'è questo pedone debole, ma chiaramente il cavallo ora minaccia anche la presa su questo alfiere. Sembrerà strano, ma la mossa corretta qui era F5, così il cavallo continuava a tenere questa posizione. Ma con questa mossa segue cavallo per E5, giustamente ora il cavallo prende l'alfiere e purtroppo donna F3. Qui c'è un attacco fortissimo su F7 e qui il nero ha abbandonato. Come poteva continuare? Poteva continuare per esempio con cavallo F5 e chiaramente se catturiamo il cavallo diciamo che il nero riesce a tenere ancora un po', ma la mossa più forte qui era C6 con scacco di scoperta e attacco sulla donna. Qui il nero era costretto a difendersi e qui cavallo per D8 si andava in vantaggio di una donna. Altra partita, sempre stesse mosse, questa è ancora più corta, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, A6, alfiere A4, cavallo F6, arrocco, cavallo per D4, B5, cavallo per E5, cavallo per cavallo F6, ritirata. Questa è stata la mossa sbagliata. Qui qual era la mossa corretta da giocare? Era cavallo, catturava cavallo, di per. E qui si giocava, poi chiaramente ora il bianco doveva fare i conti con questo alfiere, il nero poi trovava il modo per svilupparsi, eccetera, eccetera.
Con questa ritirata del cavallo in F6 purtroppo c'è alfiere B3 e quindi si crea sempre questo attacco doppio su F7. Cavallo per, ora purtroppo è troppo tardi perché pedone per minaccia il cavallo, che chiaramente deve togliersi, e qui se il cavallo si toglie, per esempio, dove va? Torna alla casa di partenza? Qui è un casino, qui ci sono veramente gli attacchi, quelli frontali alla matto del barbiere in F3, in H5, in D5, qui per esempio donna E7, però si perde la torre, quindi attenzione. Non era un granché e quindi il nero decide di giocare C5, quindi cercando poi di bloccare questo alfiere. Pedone per C4, però c'è scacco di torre e qui bisogna mettere davanti qualcosa e a questo punto torre per, e qui la partita praticamente è finita, non c'è neanche da ragionarci troppo su. Andiamo avanti ancora, partita sempre dei primi del Novecento, 4, 5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, 6, A4, cavallo F6, D3, D6, C3. Qui sembra un po' più calma la situazione, no? Nel momento in cui si crea questa struttura pedonale dici cosa potrà mai capitare che fra poco finisce la partita, alfiere 7, cavallo in BD2, guarda sembra veramente una linea di gioco molto calma, arrocco, cavallo F1, addirittura B5, alfiere C2, cavallo H5. Questo è un gambetto a tutti gli effetti. Questo cavallo F5 probabilmente ha l'idea di andare su F4, però così facendo ha lasciato il cavallo sotto attacco della donna. Quindi se noi per esempio catturiamo il pedone, poi possiamo catturare il cavallo. Questo è il ragionamento che ha fatto il bianco, giustamente. Qui bisognava giocare semplicemente una mossa come H3 da impedire queste rotture di scatole. Ma appunto il bianco si è fatto ingolosire da questo gambetto, guadagnando un pedone, però guarda cosa succede. Il nero cattura col cavallo, la donna cattura in H5 e purtroppo, magia degli scacchi, alfiere G4, la donna in trappola. Qui non può andare che c'è l'alfiere, qui non può andare che c'è questo alfiere, qui non può andare che ci sono i pedoni, qui c'è l'alfiere campo scuro, qui c'è l'alfiere campo chiaro. La donna in trappola, cioè il bianco nel giro di 11 mosse ha perso la donna. Ultima posizione, partita che vedremo. Qui invece è stata giocata nel 1962 in Russia, e 4 e 5 fra due forti giocatori, e 5 con l'F3, cavallo C6, alfiere B5, ormai lo sappiamo a memoria, alfiere C5, cavallo per, donna E2. Ecco, guardate quanto è importante arroccare subito mentre il nostro avversario è il re al centro, perché ci sono tutti questi attacchi che sono pericolosissimi. Cavallo per, donna per, qui siamo pari praticamente con i pezzi. Donna F6 è stato quella piccola imprecisione del nero. Ora è chiaro che questo cavallo deve essere sostenuto, mi sembra ovvio, però deve essere sostenuto con donna E7 che para anche queste minacce qui. Perché? Perché per esempio D6 non si potrà giocare? Perché c'è l'alfiere che inchioda, e vedremo anche più avanti nelle prossime mosse che questo alfiere sarà decisivo. Quindi bisognava difendere questo cavallo sicuramente con donna E7, invece si è stato giocato donna F6, a questo punto D4, inchiodatura, il cavallo purtroppo non può spostarsi, alfiere per D4, C3, alfiere per C5, e ora il bianco riesce a scatenare tutte le sue forze. Chiaramente il bianco non può giocare F4 perché c'è l'inchiodatura, ma si può giocare tranquillamente alfiere F4, e qui il nero ha abbandonato. Come poteva continuare? Per esempio, poteva continuare con un alfiere D6 cercando di tenere la situazione, ma con torre E1 la situazione si fa critica, perché quanti sono i pezzi che attaccano questo cavallo? 1, 2 e 3.
Quanti sono i pezzi che difendono questo cavallo? 1, 2. Siamo in una classica situazione di 3 contro 2, quindi la partita è vinta. E guadagnare un pezzo così subito in apertura. Ecco, qui poi invece altri tipi di controgiochi non ci sono, perché se per esempio torre 8 dice ah così faccio pressione a raggi X sulla donna, no, perché catturo la donna e c'è addirittura anche la qualità struttura pedonale rovinata, entro, ti do scacco e voglio vedere poi come fai a sviluppare questo alfiere o questa torre, perché non appena muovi la torre io ti catturo l'alfiere e quindi dovrai prima fare mosse di questo tipo, sviluppare, io poi ti cambio i pezzi dato che sono in vantaggio e vinco la partita. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'hai ancora fatto, lascia un commento qui sotto, lascia un like al video se ti è piaciuto, iscriviti al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!